Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Amici e amiche, ben ritrovati con questa edizione live del nostro audio-video giornale dedicato chiaramente alle notizie di cronaca accadute nelle ultime ore in Friuli, Venezia, Giulia. Apriamo con una tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi a Variano, all'altezza dell'incrocio tra la SR Udine 98 e la strada per Orgnano, in comune di Basigliano. Due auto di grossa cilindrata si sono scontrate tra loro. Ad avere la peggio un 48enne residente nella zona di Udine, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e deceduto praticamente sul colpo. La salma è stata estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Udine. Rilievi da parte dei carabinieri. Stiamo in tema di sinistri della strada, ma ci spostiamo nel Friuli occidentale. Incidente questa mattina a San Giovanni di Casarsa, un uomo alla guida della propria auto è finito fuori strada autonomamente centrando un palo dell'illuminazione pubblica. Stabilizzato dai sanitari, viste le gravità, è stato trasferito a bordo dell'eliambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro anche una squadra dei vigili del fuoco giunta da San Vito al tagliamento per la messa in sicurezza dell'auto e del palo divelto. Rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Cordenons. Ed ora parliamo di Università di Udine. A 45 anni dal terremoto del Friuli, verso la ricostruzione post-Covid-19, è il titolo del convegno che l'Università di Udine terrà nell'anniversario del sisma del settembre 1976 nell'Auditorium Pasolini di Palazzo Toppo Wasserman in via Gemona 92 a Udine, mercoledì 15 dalle 16. Per la partecipazione in presenza è necessario il Green Pass e dare conferma via mail entro il 14 settembre. Sarà possibile seguire l'incontro anche in collegamento streaming. Il convegno intende esplorare come l'esperienza del terremoto in Friuli possa fornire spunti di riflessione per integrare nella ricostruzione post-Covid-19 gli obiettivi di sviluppo sostenibili definiti dall'Agenda 2030, i progetti e le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Andiamo a chiudere con Gorizia. Dopo l'incontro tra i sindaci di Gorizia ed Aquileia, rispettivamente Rodolfo Ziberna e Emanuele Zorino, avvenuto per concordare le attività da proporre congiuntamente per ricordare i 100 anni del Milite Ignoto, è stato il momento di incontrare le associazioni sul territorio con cui incasellare le iniziative che avranno luogo a Gorizia e che si legheranno a quelle di Aquileia. Nei giorni scorsi l'assessore alla cultura e sviluppo turistico di Gorizia, Fabrizio Reti, assieme agli uffici comunali, con la partecipazione del consigliere comunale Franco Assec, ha incontrato l'Associazione Nazionale Alpini, dei Bersaglieri, dei Fanti, il gruppo di ricerca storica Isonzo, tutte realtà che hanno presentato progetti in ricordo di un momento storico che ha toccato il cuore del paese Italia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per altre notizie live. Chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.